31 candeline su cui soffiare, anche se il tempo per fermarsi solo un attimo a celebrare il compleanno è reso difficile dallo stesso compito istituzionale della festeggiata, cioè la protezione civile. Il 24 febbraio del 1992 fu istituita e regolamentata con la legge 225 la struttura del sistema nazionale. In Veneto comunque c'erano dei gruppi di protezione civile che agivano in maniera spontanea, non organizzata, che comunque va bene, però è altrettanto vero che un sistema organizzato deve prevedere la formazione e tutta una serie di aspetti che erano necessari. Con l'approvazione della legge del 92 si è iniziato a strutturare un sistema veramente ben organizzato. Sono ben 516 le associazioni presenti in Veneto a comporre questo sistema complesso che vede semplici cittadini agire spontaneamente e solidalmente a ogni emergenza che via via si sia presentata, ma che da allora ha avuto una struttura più organizzata. La Regione Veneto ha collaborato molto nella stesura dell'aggiornamento della legge del 92 che c'è stata nel 2018 e dopodiché ci siamo concentrati nell'aggiornamento della nostra legge e abbiamo consolidato tutte quelle buone pratiche che già esistevano in Veneto e le abbiamo inserite nel testo di legge per dare un supporto giuridico ancora maggiore a tutte quelle appunto buone pratiche che già avevamo istituito in Veneto con atti amministrativi. A sua volta la Regione Veneto ha proceduto all'approvazione di una propria legge sulla protezione civile e nel momento di celebrare il compleanno è anche il punto dei bilanci di una costante operatività. Far parte della protezione civile significa sicuramente essere altruisti e questo però è una caratteristica tipica dei veneti, lo spirito di solidarietà, ma non basta, perché dietro una divisa di volontario di protezione civile c'è anche una grossa preparazione. I nostri volontari, è bene ricordarlo, non sono professionisti perché sono appunto volontari, ma sono professionali perché superano dei corsi, il corso base dura 40 ore e poi tutta una serie di corsi di formazione che consente loro di affrontare qualsiasi tipo di emergenza, ovviamente secondo le varie specializzazioni che ogni volontario decide di affrontare. Quindi un sistema che è strutturato in maniera capillare, 516 organizzazioni sparse sul territorio del Veneto, che sono in grado di affrontare qualsiasi tipo di scenario emergenziale.